mai avrei pensato di essere costretto a rispondere ad una missiva anonima arrivata qua in redazione poc'anzi. L'accusa è grave, sentita e doverosa è la risposta, come pronta è la talpa sulle cose. La missiva diceva: caro compagno 77, perché subdolamente non tocchi un argomento caro a chi ti segue? Perché non parli del signoraggio bancario? Chi ti comanda? Chi c'è dietro di te? Se dietro quella maschera ci sta un uomo, chi comanda sto uomo? Che fa? Sei anche tu coinvolto nella cosa? La risposta pronta e doverosa è qua la dimostrazione che qua tutto viene fatto alla luce del giorno, pure che di notte non si vede, e dimostriamo che le cose, le cazzate che non sono mie ma sono frutto di questo qua, quella cosa. A te tocca farti vedere. Vieni un attimo qua, ecco te, guarda che soggetto. Te dici che poi la cosa, la colpa è che levati qua. Diamo soddisfazione a chi ci segue. Caro signoraggio bancario, non so che cazzo sei, ma sappi che ha un nemico pronto a combatterti a denti stretti quella cosa.